E ancora caccia all'uomo nell'Alto Vicentino per intercettare il secondo ladro sfuggito alla cattura dopo un rocambolesco inseguimento ieri sera da parte dei carabinieri nel comune di Marano Vicentino. I militari avevano infatti predisposto un controllo straordinario della zona proprio per contrastare la raffica di furti segnalata ultimamente in quest'area. Numerosi tentativi dei malfattori, quasi sempre provenienti da fuori provincia e regione, di introdursi nelle ore più buie in aziende e abitazioni, soprattutto delle aree più isolate. Ieri sera, verso le 19:30, in via Europa, una pattuglia delle Gazzelle ha intimato l'alta ad una Mercedes di grossa cilindrata di colore rosso, già segnalata per furti in abitazione nelle zone di Cogolo del Cengio e Piovene Rocchette. Le targhe del veicolo erano state rubate poco prima a Velodastico ad un SUV parcheggiato in centro. Il conducente della Mercedes, anziché fermarsi, ha schiacciato l'acceleratore cercando di guadagnare la fuga, sfrecciando a forte velocità nonostante il traffico serale di vetture passanti. Io solo ho sentito una macchina passare velocissima e subito dietro la polizia passare veloce, non ho sentito altro. La fuga si è conclusa drammaticamente in questa rotatoria. Il conducente ha perso il controllo del mezzo impattando contro un albero, travolgendo un passante e finendo sulla siepe nei pressi del supermercato. L'autista è rimasto ferito e imprigionato nell'abitacolo. Il complice è riuscito a fuggire a piedi. Il ladro, un 25enne straniero, una volta liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, è stato ricoverato. Posto in arresto dai carabinieri, è ancora piantonato in attesa dell'udienza di convalida. Ferito anche il residente. Gli amici che abbiamo incontrato sono ancora sconvolti per quanto accaduto. Adesso sta meglio, ma ha la gamba rotta, dei punti, 3 punti nella gamba e ha detto fermo, insomma. Cosa le ha raccontato? Tanta paura, sta preso un spauracchio, insomma. Era successo ancora? Sono zone tranquille? Com'è questa zona? No, qua è tranquillo di solito, ma i pazzi ci sono dappertutto al giorno d'oggi, ormai bisogna aver paura di tutto. Abbiamo praticamente visto quasi in diretta quello che è successo, anche perché qualsiasi persona poteva essere là al posto, insomma, suo, quindi... I militari hanno poi rinvenuto e sequestrato nella Mercedes arnesi da scasso e passamontagna, non solo, anche monili in oro, orologi di pregio tra cui alcuni Rolex per un valore di 75.000 euro, oggetti rubati che sono già stati riconsegnati ai legittimi proprietari.